benvenuti! Oggi è domenica 14 aprile 2024. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:34. La luna sorge alle 10:26 e cala all'1:21. Oggi si celebra Sant'Abbondio. Continua il nome latino Abondius, basato sul termine abundus, che vuol dire ricolmo, abbondante. Si celebra oggi, 14 aprile, la giornata mondiale della malattia di Chagas, una volta considerata tra le malattie tropicali dimenticate. Originaria dei paesi dell'America Latina, oggi considerata una malattia globale che colpisce principalmente i migranti, anche in Europa e in altre regioni del mondo. Tanti auguri a Miriam Leone, che oggi compie 39 anni. La sua carriera è iniziata con la vittoria di Miss Italia nel 2008 e da allora è diventata una delle attrici più amate d'Italia. Ha presentato programmi televisivi come Uno Mattina Estate e Mattina in Famiglia e ha recitato in film e serie TV di successo come 1992, Fratelli Unici, La scuola più bella del mondo. Nel 2021 è stata Eva Kant nel film Diabolic e ha recitato nella serie di successo I Leoni di Sicilia, tratta dalla saga dei Florio scritta da Stefania Auci. Un caloroso augurio di buon compleanno anche a Silvio Muccino, che oggi festeggia 42 anni. Ha esordito nel cinema a soli 17 anni con il film Come te nessuno mai, scritto insieme al fratello Gabriele. Ha lavorato in diversi film, tra cui L'ultimo bacio e Ricordati di me. Nel 2008 ha ottenuto grande successo con il film Parlami d'amore. Tuttavia negli ultimi anni ha ridotto la sua attività cinematografica e si è dedicato alla falegnameria in Umbria. E infine celebriamo il 49esimo compleanno del professor Alessio Orsini, un esperto di sociologia del terrorismo che ha fornito analisi preziose durante periodi di crisi in Europa e oltre. Orsini è diventato un volto familiare per il pubblico televisivo, soprattutto durante i tragici attacchi terroristici in Europa. Con l'escalation del conflitto in Ucraina nel 2022, la sua presenza nei media è cresciuta ulteriormente. Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, l'inaffondabile Titanic affondò dopo essersi scontrato contro un iceberg. Il transatlantico britannico, partito da Southampton, era diretto a New York. Nel naufragio persero la vita 1518 dei 2223 passeggeri imbarcati, compresi i 900 uomini dell'equipaggio. Solo 705 persone riuscirono a salvarsi. Nel cuore delle foreste dell'Oregon si nasconde un gigante, l'armillaria, un fungo chiodino che si estende per oltre 890 ettari, pari a 1600 campi di calcio. Questo organismo vivente è il più grande del pianeta, un vero e proprio colosso nascosto ai nostri occhi. Buona domenica ai 12, oggi una dolcissima luna in Cancro ci parla di famiglia e di qualche sogno ancora da inseguire. Vediamo come. Ariete, la luna è di quadratura, quindi oggi la famiglia pesa un po', gli impegni pesano un po', cercate di essere un po' pazienti e del resto in serata sarete un po' più liberi da queste faccende. Pazienza, è domenica, siete calmi. Toro, la giornata oggi è una giornata che prevede una luna amica, anche se trasognata e trasognante. Oggi le ambizioni e i sogni vi portano un po' troppo lontano, ridimensionatevi e parlatene con una persona amica. Mercurio sta diventando un ottimo consigliere, lo scoprirete meglio la prossima settimana. Gemelli, la giornata oggi prevede una luna di seconda casa. Tutto dovrebbe sembrare lucido oggettivo e invece c'è qualcosa che proprio non vi convince, proprio perché la luna quadrando a Nettuno porta nebulosità in taluni ambiti su cui invece avete l'esigenza di vederci chiaro. Oggi bombarderete di domande
la persona da cui vorrete dei chiarimenti. Cancro, splendida e trionfale la luna nei vostri gradi zodiacali, peccato solo per quella quadratura proprio con Nettuno che tende piuttosto che a farvi sognare a farvi un po' delirare. Non esagerate, è la raccomandazione di questo periodo zodiacale nei vostri confronti, proprio perché tendete ad esagerare emozionalmente, quindi contenetevi un po', vedrete che da domani i sogni riacquisteranno quella dolcezza e quella morbidezza che è tipica dei vostri gradi. Leone, la luna oggi è veramente molto emotiva, molto stancante, vi confonde veramente non poco. Non dovete vedere nemici da tutte le parti o frasi incompiute o dei non detti devono allarmarmi, probabilmente è tutto nella vostra mente. La riattivazione di Mercurio tra qualche giorno vi aiuterà a dipanare i dubbi. Per adesso però non createvi ansie inutili. Vergine, la luna oggi ridiventa amica, ma tocca un Nettuno in quadratura rincarando la dose delle vostre insicurezze affettive e quelle prospettiche per il futuro. Non è con la razionalità che saprete predire il vostro futuro o l'andamento di un rapporto appena iniziato. Vivetelo e basta, tanto sapete di avere le spalle coperte da una famiglia solida. E in amore, come va? Bilancia, la giornata di oggi prevede una fastidiosetta luna in quadratura, quindi le emozioni oggi proprio non ci stanno. Interviene anche su una Venere d'opposizione un po' antipatica e distante, forse vi sentite poco attenzionati da qualcuno, è lecito manifestare rabbia o parlarne con qualche persona amica. Scorpione, la giornata di oggi prevede una luna di trigono, ottima configurazione per i vostri sentimenti e per la vostra immagine di voi stessi. Cercate quindi di riprendere un po' le redini di qualcosa senza troppo annebbiare di aspettative tutto ciò che riguarda il futuro. Date ai rapporti il tempo di crescere, vedrete che la luna non vi tradirà, anche se sognare, quello è gratis, fatelo sempre. Sagittario, giornata oggi che vi toglie un po' dalle confusioni che la luna aveva dato in opposizione fino a ieri, quindi oggi potrete più lucidamente con qualche persona amica essere discorsivi e parlare proprio di quello che è la decisione da prendere. Non avrete solo una persona dalla vostra parte, ma più di una, quindi cercate di essere forti dei pareri altrui, datevi tempo e poi come al solito deciderete l'istinto perché voi siete questo. Capricorno, giornata interessantissima anche se la luna è in opposizione. I rimandi degli altri pianeti sembrano comunque tutelare ciò che per voi è importante. Vi si raccomanda però proprio questa domenica di utilizzare lo spazio per riposare e per riprendere la dolcezza in amore. Non trascurate gli effetti. Acquario, giornata interessantissima proprio perché i sogni della luna e i fumi di Nettuno, invece che confondervi, per voi sono un film. Come al solito riuscirete a trarne quasi una sceneggiatura, un'ispirazione bella e profonda che nella vostra vita sentimentale interverrà anche in maniera affettuosa, affettiva e avvolgente. Quindi cercate di essere molto forti di spirito e di abbracciare tutta una serie di possibilità che vi presenteranno tutti questi stimoli fantastici. Pesci, il fantastico è il vostro regno, anche per voi assolutamente. La luna in quadratura oggi agisce un po' sul Nettuno, ci pensa Plutone però a regolarlo, e anche per voi, seppure da un momento di incertezza a un momento emozionale con qualche nostalgia, Plutone trasformerà tutto questo in forza. Quindi non siate in balia delle onde, cercate invece di sentirvi come Nettuno, il re dei mari, e tali siete, re delle emozioni. Sapete perché si associa il verbo limonare all'atto del baciarsi? Ci sono due possibili spiegazioni. La prima, originaria della Lombardia, deriva dall'usanza antica dei fruttivendoli di vendere i limoni a due. Da qui l'abitudine di indicare le giovani coppie come limoni e per estensione il verbo limonare al posto di baciare. La Treccani riporta un'etimologia simile, forse allusiva al movimento della mano nello spremere un limone. La seconda spiegazione richiama il movimento rotatorio necessario manualmente per spremere l'agrume, collegandolo al bacio alla francese. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi racconto la storia di Emmy Noether, una donna coraggiosa e geniale che ha sfidato gli ostacoli del suo tempo per diventare una figura di spicco nella matematica.
Nel 1915 arriva la sua occasione. Dimostra 2 importantissimi teoremi. Uno di questi porta il suo nome. Ma c'è un problema: è donna e fatica ad ottenere il posto di professore associato. Solo a 37 anni può essere assunta, ma a titolo gratuito. I suoi studenti la adorano per la passione che mette in tutto ciò che fa. A causa delle leggi razziali del 1933 è costretta a rifugiarsi negli Stati Uniti a Princeton, dove trova il riconoscimento meritato e insegna fino alla morte prematura dovuta a un tumore il 14 aprile 1935. Einstein, scandalizzato dal fatto che in sua memoria venga dedicato solo un trafiletto, scrive una lunga lettera al New York Times per elogiarla. Ci salutiamo con la frase del giorno: per essere insostituibili bisogna essere diversi. E noi vi abbiamo dimostrato più volte di essere molto diversi, però c'è una cosa che invece è sempre la stessa, ovvero il nostro appuntamento quotidiano con l'Almanacco, quindi ci vediamo domani.